È stato beffato all'89esimo dalla Bellaria in casa. Vediamo com'è andata. La beffa arriva all'89esimo minuto. Pareggio che non ci voleva ieri contro il Bellaria per gli uomini di mister Zanin, che non sfruttano a dovere il turno casalingo. Al 10° parte meglio il Treviso con Maracchi per Malacarda e sinistro al volo altissimo. Si fa vedere il Bellaria con lo scambio tra Mariani, Fioretti, tiro che Campironi respinge. Al 19esimo Ferretti anticipato da Venturi, Giorico ci prova da lontanissimo ma finisce alto. Ancora Bellaria con Forte da fuori area, rasoterra che finisce di poco fuori. Ferretti al 48esimo segna di testa ma per l'arbitro è fuori gioco. All'inizio della ripresa parte meglio il Treviso con Torromino che crossa per Maracchi che manda alto ma è fuori gioco. Al 51esimo azione personale di Torromino, destro centrale parato dal portiere. Al 58esimo la rete dei padroni di casa, angolo di Giorico e testa di Perna che insacca. 2 minuti dopo ancora il Treviso pericoloso con Perna che tira centrale ma è parato. Bellaria ci prova con De Cengo sul filo del fuorigioco, Campironi esce. Poi ci prova Panarelli. Il Bellaria colpisce il palo con Briglia, poi ci prova Gallon all'85esimo, destro parato da Venturi. Ancora Perna di testa su angolo, Venturi ancora una volta para. All'89esimo il gol del pareggio, punizione di Turchetta e Bamonte in tuffo segna. È stato un primo tempo tattico sia da parte nostra che da parte loro. Noi siamo stati bravi e pazienti, nonostante sapevamo anche che dovevamo soffrire, nonostante non fossimo brillantissimi, siamo arrivati al gol di vantaggio. Poi è mancata la cattiveria, secondo me, nel raddoppiare o praticamente nel conquistare la terra posta. Basta vedere l'ingenuità che abbiamo concesso prima nei 2 calcio d'angoli 2 contro 1 consecutivi all'avversario e poi nell'ultima palla dove c'è stata una malinformazione tra la linea e giustamente si è stato punito.